che vola nel bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block.
Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block.
Monster Block, Monster Block, Monster, Monster, Monster Block, Monster Block, Monster Block, Monster, Monster, Monster Block.
collegamenti in diretta dalla palestra dell'Istituto Guarini di Modena, e per la prima volta dopo quasi 40 minuti abbiamo il microfono in diretta. Lorenzo Minacapelli al microfono, che a causa di impegni lavorativi inizia a parlare soltanto ora. Vediamo il volgere della situazione nel corso del secondo set, dove il Volley Modena conduce per 13-11 nel corso di questo secondo set, dopo aver vinto il primo 25-20. Quindi Modena è a un passo, nel vero senso della parola, un passo da andare alla finale promozione contro Stiano. Un altro punto questa volta è di Camilla Gerosa, che si porta su 14-11. C'è un cambio, esce Matilde Maines d'Acquisto ed entra Lara Rons in questo secondo set per provare a migliorare la difesa. E al servizio Federica Nonnati per le giallo-blu. Out il servizio, siamo ora 14-12 a favore sempre di Volley Modena nel corso del secondo set. Ludovica Martinez Volskis al servizio battuto, la palla è in campo, ace. Ovviamente la Rotoblas, per sperare di andare avanti nei playoff, deve assolutamente adesso vincere i successivi 3 set. Questo e i prossimi 2 nell'eventualità. Attacco vincente di Camilla Gerosa, si rivela elementi di assoluto valore. 15-13 adesso il punteggio nel corso del secondo set di questa terza fase, partita di ritorno della terza fase di playoff promozione di Serie B1. Servizio battuto su Camilla Ferrari da parte di Cornelli, e c'è l'attacco di Jessica De Val. Siamo 15-14 adesso. Lalla Bortoli al servizio, la formazione bianco-rossa di Diego Ficarra. Pronta Lalla, servizio battuto, ricevuto Bozzoli, e l'attacco è vincente di Camilla Gerosa. Ancora Gerosa al servizio. Servizio battuto da Gerosa su Monaco. Bortoli prova Carlotta Petruziello, il suo attacco viene difeso da Gerosa. Passa l'attacco in mezzo alla difesa di Ferrari De Val di Gerosa. Ancora lei appunto 17-14. Pronta Gerosa, ancora lei al servizio. Servizio battuto su Ferrari. Bortoli alza Bagher, dona Petruziello. Niente da fare per il muro di Modena. Punto vincente di Carli. Siamo 15-17 adesso nel corso del secondo set. Rientra Maines d'acquisto per Lara Rons. Pronta Camilla Ferrari. Battuto. Andava out il servizio. Palla forse lunga. Maines d'acquisto. Muratta. Ferrari. Carlotta Petruziello. Carli. Andata bene qua la Rotoblas. 16° punto per la formazione biancorossa di Diego Ficarra. Adesso di nuovo una lunghezza a separare le due formazioni. Pronta Camilla Ferrari. Palazzetto completamente full qua, Istituto Guarini. Servizio battuto. Cillotti.
Servizio che si spegne, out, non c'è il tocco a muro, quindi parità di nuovo all'arena bianco. Sì, all'arena biancorosso, buonanotte. Sento troppo l'aria di casa dopo 8 ore di lavoro. 17 pari. Pronta Camilla. Battuto. Riceve il libero. Lancillotti. Difesa di Maines da Jessica De Valle. Difeso da Righi. Ancora Bortoli a salvare. E la palla resta nella metà campo di Modena. E si porta in vantaggio la Rotoblas 18-17. Pronto forse un time out da parte di Luciano Molinari. Eccolo qua, sponsor. Nuovo in diretta dalla palestra dell'Istituto Guarini di Modena. Siamo 18-17 a favore di Volano nel corso del secondo set. Adesso Camilla Ferrari al servizio. Pronta Camilla. Servizio battuto. Righi riceve. Lancellotti. Attacco molto semplice per Federica Nonnati. Riporta la squadra in parità 18 pari. Pronta Elisa Lancillotti al servizio per le giallo-blu di Luciano Molinari. Battuto. Ferrari. Bortoli. Carlotta Murata, c'era Monaca e poi attacca Ferrari. Attacco vincente di Cami, 18-19 adesso il punteggio. Pronta Jessica De Valle, la nostra capitana del servizio. Ancellotti attacca ed è vincente l'attacco di Modena. 19 pari adesso. Allora Giulia Bossoli al servizio. Battuto. Fucilata di Bossoli. Monaco in ricezione. Poi attacca Ferrari e Righi disinnescano a bomba. Tentativa pallonetto Monaco. Bortoli. Truziello difeso da Nonnati. A pallonetto Murata. Ancora Nonnati. Vantaggio di Modena adesso. Siamo 20-19. Giulia Bossoli. Pronta Bossoli. Servizio bello il servizio su Ferrari. Attacca Martinez Boschi. Ed è vincente l'attacco. Di nuovo parità. 20 pari punteggio. Adesso c'è Petrustiello al servizio. Carli. Battuto il servizio. Pronta Nonnati ad attaccare. Attacco vincente. Allora 21-20 il punteggio. Nonnati. Chiuso questo attacco. Adesso al servizio Elena Fronza. 21-20. Fronza, battuto. Ferrari, Bortoli al centro, Ferrari attacca. Ha difeso, però c'è la free ball.
Maines d'acquisto. Ancora non nati. Petruzzello. Mettoci una pezza. Attacco vincente di Maines d'acquisto. A toccare il soffitto. 21 pari. Sfondo, Laura. È Maines d'acquisto che deve attaccare. Non ha che ha chiesto la rotazione perché sennò era fallo. 21 pari allora. Maines d'acquisto al servizio. Battuto. Attenzione. E East! Allora, Maines d'acquisto al servizio sul 22-21 per la Rotterdam. Battuto. Lancellotti. Attacco è out. Che chiamato. Fatto il tocco. Vabbè. Paolo Zamparini ha chiamato il tocco a muro. 22 pari. Nonnati. Ferrari e Monaco. Bortoli. Attacca Ferrari, ma c'è il muro che disinnesca tanto l'attacco. E passa l'attacco di Cornelli. Vantaggio Modena 23-22. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra dell'Istituto Guarini di Modena. Siamo 23-22 nel corso del secondo set. Modena è a 2 passetti dalla qualificazione alla finale contro Stiano. Battuto. Palla in campo. E adesso è uno solo. Ci ha provato Maines a battezzarla out. Maines d'acquisto, ma palla purtroppo è nettamente dentro. Allora, punto. Adesso c'è il... Possiamo già definirlo il match point per Modena. Battuto. Riceve Monaco. Bortoli. Attacca Ferrari. Passa l'attacco ma la difesa è pronta. Prova a chiudere ma c'è Petruzzello in agguato. Ancora Ferrari. Bozzoli. Salvata Modena comunque. Bortoli. Ferrari. Camilla 23-24. Allora. Pronta Ludo. Pronta Ludovica Martinez Volskis al servizio. Battuto. Lancellotti. Cornelli. E qui finisce con Sofia Cornelli. Finisce qua. Allora, a questo punto la formazione di Luciano Molinari è ufficialmente qualificata alla quarta e ultima fase dei playoff promozione. La squadra modenese andrà a affrontare lo Stiano Volley
per l'ultimo posto disponibile per la Serie A2. Da parte nostra invece non abbiamo nulla da recriminare, nulla da restarci male. Modena era nettamente la favorita, la squadra più forte, però non abbiamo nulla da essere delusi oggi in questa stagione. Abbiamo fatto una grandissima stagione. Siamo stati davvero, le ragazze sono state davvero favolose, hanno tirato fuori nei momenti decisivi la grinta che serviva, in certi momenti andando anche oltre il limite loro possibile. La dimostrazione posso già dirvene 2 di partite, e forse Zoni può anche confermarmelo qua, che è il direttore sportivo. La partita con Santena senza Linda Jugovas, quando tutti ci davano per spacciati, che non avremmo mai raggiunto i playoff, tanti che ci davano per spacciati, e comunque con un colpo di rena abbiamo fatto un bel 3-1 e siamo riusciti anche a chiudere al secondo posto. Ora la rimonta su Garlasco del turno precedente, dopo aver perso 3-0 all'andata. Tanti non avrebbero scommesso un centesimo sul passaggio del nostro turno. Alla fine noi comunque siamo riusciti ad arrivare a vincere 3-1 al ritorno e anche a vincere il Golden Set. Quindi anche se oggi abbiamo perso questi ultimi 2 set che ahimè ci hanno eliminato, non dobbiamo solo fare solo dei grandissimi applausi a queste ragazze per la stagione che hanno fatto. Hanno raggiunto dei livelli che in B1 la formazione del presidente Vigio Baldessarini non aveva mai raggiunto. Quindi oltre a tutto il merito del direttivo, merito anche del direttore sportivo che è qua alla mia sinistra, di aver costruito un roster di grande classe. E quindi un applauso va anche a Simone Zoni ovviamente e a tutta la squadra del direttivo che ha permesso la formazione, prima allenata da Tisci, ora da Ficarra, da Diego Ficarra, di arrivare a questo livello qua. Allora adesso non giocheremo più per nulla, sarà un set per provare a allungare la partita oppure per concludere qui la nostra stagione, che comunque è stata una grandissima stagione. E allora inizia adesso il terzo set. Tra l'altro nel tentativo di fare i ringraziamenti mi sono perso anche la grafica del secondo set. Allora adesso inizia il terzo set, Lancellotti al servizio, ace vincente di Lancellotti, siamo 1-0. Pronta ancora Lancillotti per la formazione di Luciano Molinari. Servizio questa volta su Ferrari. Attacca Maines da qui, sta difeso Righi. Lancillotti, Fronza. Attacco in rete. Siamo ora sul 1 pari. Pronta Jessica De Val al servizio. Pronta Jessie alla ultima partita della sua carriera, insieme anche a Lalla Bortoli. Adesso lo possiamo ufficializzare anche dopo questa partita. Lalla e Jessie appenderanno le ginocchiere al chiodo, quindi un saluto che mi ha appena scritto. Saluto Dario Festi, storico tifoso del Volano Volley, che ci sta seguendo da Roncone. E mandiamo un saluto, ti aspettiamo la prossima stagione di nuovo all'Arena Biancorossa per tifare le nostre ragazze. Arriva il punto vincente di Sofia Cornelli, l'autrice del punto che è valsa alla formazione di Luciano Molinari, la qualificazione alla quarta fase, che sarà la fase finale per
decidere chi tra Modena e Ostiano si guadagnerà la promozione in Serie 2. Punto ancora di Modena che si porta sul 4-2 adesso. Pronta. Fronza. Il servizio battuto. Batte su Maines d'acquisto. Bortoli. Attacca Maines d'acquisto. Ha difeso Fronza. Lancellotti al centro. Bostoli. Attacco vincente. Sfondato il muro Maines d'acquisto. E Martinez Voskis. Allora siamo 5-2 adesso nel corso del terzo set. Ovviamente adesso le ragazze di Molinari giocano anche molto più sciolte, perché ormai sono riuscite a ottenere la qualificazione al turno finale. Attacca Ferrari. Adesso il punto è nostro, però le ragazze comunque di Diego Ficara non vogliono assolutamente lasciare Modena, non provandoci almeno a strappare almeno un set, anche se sarà difficile. Pronta. Un servizio Maines d'acquisto. Battuto. Servizio su Cornelli. Lancellotti. Nonnate attacca, ma c'è Petrusiello. Bortoli. Attacca Carlotta. Petrusiello di Fedorighi. Poi c'è Cornelli. Nonnati in free ball. Bortoli. Tocco del muro che c'è, quindi mani out. Martinez Volskis che si prende il quarto punto per il Volano Volley nel corso di questo terzo set. Pronta. Maines d'acquisto. Battuto su Bozzoli, scusate. Nonnati, mani out. Nonnati. Sesto punto per Modena. Adesso pronta Federica Nonnati al servizio. Battuto. Riceve Maines d'acquisto, però troppo lunga, gelosa, però ha difeso Monaco. Ferrari, attacco. Vincente l'attacco di Ferrari. Adesso siamo 6-5. Il servizio di Martinez Voskis. Cornelli. Per un pelo non toccava il tetto. Cornelli ha difeso Ferrari, ma c'è la free ball. Attacca Gerosa. Muro! Ferrari! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Punto di Ferrari a muro. 6 pari il punteggio. Martinez Voskis. Ricevuto Gerosa. Attacca Cornelli. Bortoli. Ferrari. In rete l'attacco. 7-6 Modena. Pronta Sofia Cornelli al servizio. Portoli. Jessica a pallonetto. Un po' complicato questo attacco. Ci prova Bossoli. 8-6 per il Volano, per il Volley Modena, scusate. Ormai è un nome talmente simile che come se fossero sorelle gemelle. Modena e Volano. Sofia Cornelli al servizio, ancora lei. 8-6. Battuto. Ferrari, Bortoli. Attacca Camilla, c'è la difesa proprio di Cornelli. Lancellotti. Palla che passa di Bossoli. 9-6. Siamo 9-6 adesso.
Cornelli va tutto. L'audio del net. Però è giocabile per la Rotoblat. Attacca Ferrari a pallonetto, ma c'è la difesa di Ricky. Lancillotti, Gerosa. Nulla da fare per Maynard d'acquisto. 10° punto per il Volley Modena. Servizio ancora di Cornelli. Servizio out di Sofia Cornelli. 7° punto per il Volano Volley. Allora, io, siccome può essere questo l'ultimo set, inizierei a fare subito dei ringraziamenti, perché è doveroso farli in questa partita che di fatto chiude la stagione 2024-2025 della Rotoblas Volano Volley. Attacco di Bortoli che si ferma nel nastro, quindi 11-7. Allora, innanzitutto, forse Diego potrebbe chiamare il time out adesso, non lo so. No, forse oggi, adesso non è forse più il momento di chiamare il time out, quindi allora partiamo da ringraziare le ragazze che hanno partecipato a questa stagione. Jessica De Val, che è al canto del cigno della sua lunga e bella carriera, soprattutto in B1 col Volano Volley, che chiuderà oggi la sua bella carriera. Aurora Pergem, futuro forse molto da scrivere per lei, visto che viene dal vivaio del Volano Volley. Svetlana Longa, un grande chiamata in causa nei momenti di difficoltà dei nostri opposti, e quelle poche volte che è entrata in campo si è sempre fatta valere. Matilde Maines d'acquisto, ragazza che nel momento forse più complicato della squadra, quando si era infortunata, intanto esce Jessica De Val, la standing ovation del popolo bianco-rosso che arriva per Jessica De Val, che probabilmente è l'ultimo momento della sua carriera, e tutto il pubblico dell'Istituto Guarini l'applaude. Jessica De Val. Tornando a Maines d'acquisto, dicevo, chiamata in causa quando si era infortunata Linda Jugovas, è risposto presente con grande carica. Infatti i match che dicevo prima di Garlasco al ritorno e l'ultima della regular season con Santena ne sono la dimostrazione. Le lacrime di Jessica sono consapevoli, molto. Ludovica Martinez-Volskis, giocatrice chiamata molto più in causa, lei metà della stagione comunque l'ha giocata con grande carattere e il suo apporto è stato di sostanza. Linda Jugovas, probabilmente una delle migliori attaccanti del nostro girone, solo la sfortuna ce l'ha privata nel corso della penultima giornata, in quel tentativo d'attacco alla disperata in cui purtroppo gli ha ceduto il crociato. Linda, ti mandiamo un grande abbraccio e ti rivogliamo presto in campo, che sia con noi o con un'altra squadra, comunque andrà. Isabella Monaco, chiamata nel duro incarico di sostituire soprattutto dei liberi che hanno fatto tanto la storia del Volano Volley, e ha raccolto una grande eredità e l'ha sfruttata nel migliore dei modi. Giudita Romano, anche lei un grande centrale che nei momenti in cui c'è stata da metterci la faccia ce l'ha sempre messa, nei momenti in cui serviva il suo apporto c'è sempre stata, quindi un grande merito anche lei. Lara Rons, libero di ruolo ma soprattutto di schiacciatrice nelle ultime giornate in cui è stata chiamata soprattutto in causa per migliorare la ricezione e la difesa. Il suo apporto soprattutto nelle ultime giornate l'abbiamo visto con grande determinazione. Lara, anche tu hai un gran bel futuro, anche tu che vieni dal vivaio delle nostre giovanili, continua così che potrai toglierti grandi soddisfazioni. Carlotta Petruzziello, una dei pilastri della nostra squadra, che è sempre stata, che è da tanti anni qua con noi, anche quest'anno i suoi attacchi, le sue bombe
hanno condotto la nostra formazione a dei livelli altissimi. Pronta anche Svetlana Longa e lascerà proprio Carlotta Petruziello, l'ho appena accennata, ed entrerà Bortolotti anche per Lalla Bortoli, anche per lei la standing ovation per il suo fine carriera. Anche per Lalla finisce qua la carriera. E scusate un attimo di silenzio, ma voglio un attimo consolare anche la mia collega di viaggio per tutta la stagione, Silvia Briani, che è molto emozionata anche lei, visto che tutta la settimana la passa con le ragazze agli allenamenti, e quindi la posso capire. Lalla Bortoli, per citare 2 stagioni con noi, la sua esperienza sul campo di Serie A si è vista tanto. Per citare esperienze in A2, Vicenza, Trentino Rosa, Pinerolo, e soprattutto 2 stagioni in A1 proprio con Pinerolo. Quindi la sua carriera si conclude, ma si è tolta anche la soddisfazione di fare un campionato di Serie A1. Chiudiamo con Camilla Ferrari, la giocatrice chiamata a sostituire delle grandi schiacciatrici dopo la grande qualificazione la scorsa stagione in A2 con il CLAI Imola. Quest'anno i suoi punti ci hanno aiutato davvero tanto ad arrivare a questo livello. Camilla, anche tu è stata davvero una grandissima stagione. Diego Ficarra, allenatore che è venuto all'ottava giornata, anzi scusate, sì, all'ottava giornata a sostituire Fabio Tisci. La sua esperienza come quella di era proprio quella che ci serviva in un momento delicato dopo l'addio di Tisci, e la sua esperienza si è vista anche in queste partite. Simone Gualtieri, lui una partita da head coach l'ha fatta, proprio quella di intermezzo con Don Coleoni, quella di intermezzo che ha portato al saluto di Tisci e all'integro in squadra di Diego Ficarra. Queste era il roster 2024-2025 del Volano Volley. Un saluto adesso salutiamo anche i nostri compagni di viaggio. Rotoblast, il nostro main sponsor dalla stagione 2021, che continua ad aiutarci, e speriamo di cuore che possa continuare questo percorso con noi. E un grazie particolare, non li cito tutti perché siete tantissimi, tutti i nostri sponsor, dal primo all'ultimo, per il vostro aiuto finanziario e sostenitore delle nostre attività sportive. Tutto il ringraziamento va anche soprattutto a tutto il direttivo, che ho già comunque in parte ringraziato per il gran masso che si sono fatti per costruire questa squadra, per portare avanti tutte le attività societarie, di cui anche lo streaming, che ci ha portato davvero a questi livelli di visual e tutto. Quindi parte comunicazione, perché sono stati i miei compagni di viaggio in tutta la stagione, l'ufficio stampa Andrea Cobbe e il responsabile comunicazione Jacopo Marchiori. Cito loro perché sono stati i miei compagni di viaggio nella parte mia di social media manager, di responsabile stream di telecronaca, e scusate che sono anch'io molto emozionato, e ovviamente delle interviste. Un saluto anche al nostro dirigente accompagnatore, che non l'ho citato prima nel gruppo squadra, e vi chiedo umilmente scusa, Alan Berloffa, nonché il nostro responsabile streaming insieme a Silvia Briani. E la ringrazio davvero tanto di questa stagione insieme, è stata veramente una bella stagione per tutti. Quindi chiedo scusa agli sponsor se non vi mando in onda, però penso che se non lo faccio adesso che sta per concludersi la stagione, purtroppo i ringraziamenti è difficile citarvi tutti. Poi un altro saluto del gruppo squadra è ovviamente il nostro fisioterapista, che oggi non è purtroppo qua, Gilberto Vignola. Gilberto, anche a te grazie davvero. Le tue mani magiche di fisioterapista hanno permesso a tante ragazze di essere nella forma migliore possibile anche nei momenti di difficoltà. Veramente è servito davvero tanto il tuo aiuto, il tuo lavoro, veramente è stato d'oro.
Ecco, penso di aver quasi concluso tutta la parte. Sì, salutato gli sponsor, ringraziato il direttivo, salutato la parte dei miei compagni di viaggio. Purtroppo ricordarvi tutte è veramente difficile, quindi io mi scuso se mi sono dimenticato di qualcuno oggi, però oggi veramente, quindi vorrei veramente, ma soprattutto lo farò anche dopo, ma ringrazio anche tutti voi tifosi del Volano Voglia che avete sempre, ovviamente il grande ringraziamento va anche a tutti voi che avete seguito la diretta streaming per tutte queste 30 partite, perché ne abbiamo fatte 30 tra la regular season, perché contando anche, anzi no scusate, 29 perché la diretta Olbia non l'abbiamo quando in Sardegna non l'abbiamo fatta perché l'hanno fatta gli amici di Palau, quindi però comunque abbiamo fatto 29 partite, un record per la nostra squadra che quasi sempre si era fermata a 28, quindi possiamo comunque dire di averne fatta almeno una in più e di aver superato un altro record. 20-14 adesso hanno concesso la standing ovation alle le due ragazze che stanno per chiudere la carriera. Adesso c'è spazio anche per alcune ragazze di Modena. È entrata la numero 4, Melissa Mattioli per Camilla Gerosa. Inizia a riaccendere un po' il pubblico dell'Istituto Guarini, che sa che veramente tra poco la festa può esplodere perché mancano solo 4 punti alla fine di questa partita alla formazione di Modena. È entrata anche Pagot. Prova Ferrari ad attaccare, c'è la difesa di Garofalo. Attacca Pagot, ha difeso Monaco, Bortolotti. Ha provato Ferrari ad attaccare. Pagot passa l'attacco in mezzo al muro di Martinez Boschi. Siamo 22-14 adesso. Allora siamo 22-14. Allora ci siamo quasi. Manca sempre meno alla fine di questa stagione. E poi l'ultimo ringraziamento spetterà a me ovviamente, però me lo prendo solo per gli ultimi minuti. Solo per gli ultimi minuti. Intanto c'è il punto di Volano con Martinez Voskis che porta la formazione volanese. C'è l'attacco vincente. Pronta Martinez Voskis al servizio, il 22-16. A pallonetto il tentativo Cornelli, Ancellotti, Pagot attacca, palla in rete, punto numero 17 per la Rotoblas. C'è un altro cambio, no, c'è il time out. Allora dai, concediamo un ultimo giro di sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra dell'Istituto Guarini di Modena. Siamo all'epilogo ormai di questa stagione. Martinez Voskis al servizio. È sempre dura quando arriva al finale, anche se è risaputo che prima o poi doveva arrivare la fine. Poteva arrivare alla finale. È arrivato oggi, però come ho già detto, però dobbiamo essere solo che contenti di quello che è successo di questa stagione.
Tentativo. Lancellotti subito. Do anche la soddisfazione Lido Lancellotti di chiudere un altro bel punto. Pronta ed esce proprio Lancellotti sul punto. Entra Viola Davoli. Pronta. Allora, siamo 23-18. Siamo quasi alla fine di questa partita e anche di questa stagione. Cornelli, Ferrari riceve. Bortolotti attacca Giuditta Romano. Fagot. Difeso Lara Rons. Davoli attacca ed è vincente l'attacco di Garofalo. 24-18. Allora è il match ball per Modena che vuole chiudere con l'intera posta in palio per la formazione di Maurizio, di Luciano Molinari, scusate. Sta per iniziare la parte forse più emozionante della stagione, ovvero giocarsi sul campo la promozione in A2. Quindi io già auguro in bocca al lupo alla formazione di Modena e anche a quella d'Ostiano di regalare un bello spettacolo ai tifosi e di giocarsi sul campo una gran bella Serie A2. La dico qui perché è importante farlo e rendere l'onore delle armi anche alle squadre che vince, ovviamente. In questo caso Modena. Pronta Garofalo, mani out. Finisce qua la partita, si chiude 25-19. La formazione di Modena chiude così la serie. La formazione di Diego Ficarra esce a testa altissima comunque da qua. E allora io sono pronto a salutarvi. Ringraziamento va a tutti voi che mi avete seguito per tutte queste giornate e il saluto e il mio augurio è di rivedervi la prossima stagione nel limite del possibile. Silvia, con un bel abbraccio ti saluto e ti ringrazio per tutti questi bei anni, queste belle partite che abbiamo giocato, l'emozione è tanta. Grazie a Alan Berloffa, Silvia Briani per la parte tecnica. Da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto per davvero. L'appuntamento è la prossima stagione. A tutti voi l'augurio di una buona estate e di una buona serata a tutti. Grazie ragazze per questa bella stagione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo punto.